L'autogoverno delle Venezie cosa prevede? Che ce li smaltiamo da soli, i palmerini, oppure che li spediamo in Germania pagando quello che c'è da pagare, ovviamente? Dunque, vabbè, adesso bisogna dire che il Consiglio regionale si trova a 15 giorni, non può più fare legislazione, per cui probabilmente è il caso di fermare le bocce e forse con una maggioranza nuova le bocce correranno più veloci e fatte meglio. C'è da dire che per esempio sul tavolo degli inceneritori non si mettono le nuove tecnologie che sono già a disposizione. Per esempio io ho visto un progetto che stanno realizzando in Olanda di inceneritori con un cammino soltanto 30 metri, quindi impatto ambientale molto basso, dove la spazzatura viene triturata e sparata da 5000 gradi a una camera congelata, per cui c'è una completa vaporizzazione con emissioni zero e addirittura si produce calore e si riesce a fare anche energia. Addirittura impianti che producono, un impianto di 2 milioni produce sui 60.000 euro all'anno, quindi è una questione molto delicata, come diceva Rossi. Direi che però a questo punto, se ci sono agli ultimi 15 giorni, forse è meglio aspettare il cambio della maggioranza. Palmerini, però, con l'autogoverno delle Venezie avremmo il denaro per poter far questo, purtroppo invece siamo in una condizione, grazie all'evasione fiscale prevalentemente che si realizza al sud, come ci dice l'Agenzia delle Entrate, non abbiamo manco i soldi per lavare le strade, con la conseguenza che abbiamo poi l'inquinamento che fa ammalare la gente, quello delle polveri. Perché non laviamo le strade? Ormai lo sappiano da quanto tempo e dove governa la Lega. Palmerini, gli amici federalisti che hanno più responsabilità o hanno subito più i freni su queste cose? In fondo su questo fatto, voglio dire, se Conte avesse voluto fare gli inceneritori e la Lega non avesse contato, li avrebbe fatti. Si è messa di traverso, giocando di sponda, insomma poi lì funzionano mille cose e quantomeno li ferma, no? Ecco, allora io comincerei col dire che stiamo dando un po' troppo per scontato in questa fase della campagna elettorale che ci sia una netta vittoria della Lega, la quale non ha neanche interesse ad averlo, perché si deve ancora cominciare a discutere di che cosa è stato fatto. Per esempio le centrali nucleari credo che non siano una competenza regionale, perché c'è la legge obiettivo. Allora la legge obiettivo chi l'ha fatta? Il governo con la Lega. La Lega deve anche rendere conto del come mai 10 anni al governo con Berlusconi ha dato l'autonomia a Roma ma non ha portato a casa niente ai veneti, anzi ha tagliato l'ICI. Quindi io credo che nei prossimi 2 mesi che mancano quasi, no, al voto ci sarà da discutere e non so se poi i risultati saranno così chiari e semplici, perché un candidato come Bortolussi, che è notoriamente a favore delle piccole aziende e dei lavoratori che stanno soffrendo, abbiamo visto dai dati che il Veneto sta andando indietro mentre il resto d'Italia va avanti. Ci arriviamo subito. Forse per il problema del lavoro di cui parleremo adesso, forse Bortolussi potrebbe essere più adatto a rispondere e a governare la Regione Veneto. Non vorrei dire però... io non darei tanto per scontate molte cose. Poi vedo Rossi che annuisce, mi faranno male questi 2 mesi di campagna elettorale. Bisogna vedere se la sinistra è in grado di rispondere ai bisogni federalisti, perché c'è questo, bisogna che si faccia sdoganare. Questa è un'altra cosa che scopriremo. Ciambetti, vi faranno male. Torniamo invece adesso alla crisi. Avremmo meno problemi con la crisi se avessimo fatto davvero il federalismo, Palmerini, l'autonomia di questo, o essere inseriti in un sistema del genere? Allora, cerco di legare il problema del federalismo, la necessità dell'autogoverno con quella del lavoro. Prima di tutto bisogna capire che da 10 anni viene sottovalutato l'impatto della Cina, cioè la Cina è un mercato che ha ancora circa 1 miliardo di persone che dovrà essere portato a livelli di benessere almeno decenti, perché ci sono 200 milioni che vivono già come gli europei, ma ci sono 1,2 miliardi oltre a quei 200 milioni. Quindi la Cina, che sta invadendo il mondo con i maglioni, con i computer, con le automobili e sempre di più beni, continuerà a farlo per altri 20 anni. Quindi la crisi che noi abbiamo pagato fino adesso ci sarà a breve ancora di più, perché ci saranno molti fallimenti, ci saranno molta disoccupazione. Parliamo che in cassa integrazione dovrebbero esserci circa 200.000 persone, no? Ecco, quindi il Veneto, per stare in piedi in questa concorrenza internazionale, ha bisogno di svincolarsi dai pesi morti. Per far questo l'autogoverno regionale con una tassazione come il Trentino sarebbe quasi indispensabile, però ci sono delle soluzioni alternative. Allora io lancio una proposta
che le forze politiche per le prossime campagne elettorali si impegnino a realizzare un sistema di credito, cioè una banca della Regione Veneto, perché per fortuna la Regione ha ancora le competenze di credito, attraverso la creazione di una moneta locale. Sono delle cose che sono state fatte anche in Germania, funzionano, si va a riattivare l'economia locale favorendo il ciclo dell'economia locale, quindi il produttore locale e il consumatore locale che girano su un binario economico diverso attraverso una moneta locale. Spero che su questo ci sia un candidato della Presidenza che si porti Vedremo avanti, se qualcuno lo perché può salvarci da altre cose. Resta la crisi oggi. Torna a questa questione della crisi, Palmerini, si devono arrangiare gli imprenditori, deve intervenire uno Stato diverso, uno Stato nuovo, il pubblico, non il pubblico, da chi si deve aspettare un aiuto, chi ha perso il lavoro, ma non l'aiuto immediato che è quello appunto sono gli enti locali, l'aiuto perché qualcosa riparta, perché qualcosa ricominci. Allora, io non sono un liberista sfrenato e tutti i sistemi evoluti, come anche la Repubblica Veneta, ha dimostrato che quando il mercato è troppo libero si creano dei monopoli privati. Quindi c'è la necessità della mano dello Stato per regolare e per intervenire quando l'economia frena. Siamo in una fase di questo tipo, quindi ci vuole un progetto di tipo New Deal con anche intervento pubblico, non necessariamente soltanto opere pubbliche, però magari possono essere i sistemi di smaltimento, può essere la formazione, può essere tante cose. Ma dove sono i soldi? Il problema è che il Veneto paga 50 miliardi di solo IRPEF, poi dovremo aggiungere l'IVA e quant'altro, e di questi più o meno il 4% tornano a casa. Fra comuni, per esempio i comuni vivono sulle multe, perché solo il 3% arriva da regione, stato e provincia. Rossi dice, il 40% del bilancio di un comune, compreso sono tanti soldi. Ecco. No, sono pochissimi. Sono pochi, Rossi. Sono pochissimi. Lo chiedo perché lei allora, mi conferma quello che sto dicendo. Quindi come si fa a recuperare risorse? Noi dobbiamo confrontarci con le regioni accanto. Il Trentino, per esempio, trattiene, mi pare, il 98% di quello che dà. Quindi noi siamo al 3%. Non è ammissibile una tale disparità. Come si fa a pretendere dallo Stato una giustizia comparativa, un trattamento più giusto? Dobbiamo avvalerci dell'articolo 2 dello Statuto che dice autogoverno del popolo veneto e quindi confrontarsi con lo Stato dicendo noi rappresentiamo una collettività, una minoranza nazionale protetta dalle leggi e abbiamo il diritto all'autogoverno fiscale. Ci sono delle norme, queste cose le ho dette anche in campagna elettorale alle provinciali, ci sono delle norme che ci danno subito il federalismo fiscale. Quindi bisogna che chi va in regione oggi si impegni ad applicare l'articolo 2 dello Statuto, altrimenti andiamo alla canna del gas con l'economia. Bisogna aggiungere che dal 2013 la normativa dell'Unione Europea prevederà la libera impianto delle aziende in tutta Europa, il che vuol dire che le aziende, anche quelle venete, anche quelle che oggi pagano le tasse, andranno a fare la sede fiscale in Bulgaria, in Ungheria, in Irlanda, dove si pagherà il 10-20%, ma basta andare in Slovenia e in Austria. Quindi avremo un drammatico calo delle risorse per lo Stato e di conseguenza avremo uno sconquasso. Il 2013 si è già segnato. Adesso non sono un esperto, però non credo che trasferire la sede legale... Sì, lo Stato già... Sì, ho capito. No, ma le tasse le pagherai soltanto nello Stato di residenza fiscale. La nuova normativa dell'Unione Europea che prevede le cosiddette societas europee saranno come negli Stati Uniti, tu apri in uno Stato, lavorerai nel 2013. Non ho studiato la materia, ma è come siamo a carte 48 noi italiani, ma non quello che è la Slovenia, l'Austria che pagano il 20. Scusami. Ma voi che il mio idraulico mette la sede... Scusami, no, ma voglio dire, ma anche, supponiamo che sia così. Secondo me non è esattamente così, perché vorrebbe dire che abbiamo un bilancio che è dell'Unione Europea, non più degli Stati nazionali, perché privo, se tutti ci trasferiamo in Bulgaria, la tassazione la verso di là. Ci sarà una concorrenza fra governi. L'Unione Europea con il Trattato di Lisbona di fatto è un superstato, basti pensare che le competenze estere non sono neanche più degli Stati membri. Cioè è il rappresentante unico che volevamo fare da lei ma non ci siamo riusciti. Ecco, allora, noi abbiamo il problema di fare emergere l'evasione fiscale che è molto alta, lo dice l'Agenzia delle Entrate in alcune zone, tipo Calabria 80%, e c'è anche altrove perché c'era il patto sociale. È vero che chi paga tutte le tasse di fatto è il dipendente, il dipendente in regola,
Per cui le piccole aziende riescono a barcamenarsi, ma in un momento di crisi non riescono più a stare dentro al meccanismo, di conseguenza noi dobbiamo forzatamente andare verso un meccanismo di tassazione massimo 30%, ma l'ideale sarebbe il 25 o il 20 per stare nella concorrenza con i paesi vicini, e quindi dobbiamo combattere l'evasione fiscale soprattutto dove si realizza e andare a colpire quelli che sono i meccanismi di elusione fiscale. Però attenzione che il 2013 arriva. Perché l'altra cosa sono che tutti quei redditi bassi sono bassi non sempre perché si evade, ma anche perché ci sono una serie di meccanismi che permettono appunto di far sì che il reddito Esattamente, le aziende, questo lo dice Bortolussi, le aziende non pagano praticamente le tasse, le le società sopra i 100 dipendenti.